Pronti? Posizione. Vieni. Profitta della tua buon'ora, Laerte. Il tempo sia tuo e le tue grazie lo spendano a piacer loro. Ma ora, Laerte, mio caro nipote e figlio. Un po' più che nipote e ben che figlio. Sei dunque ancora abbuiato? Son fin troppo al sole, mio sovrano. Ah, mio buon Amleto, spoglia! Riprendiamo. Mio buon Amleto, spogliati del tuo notturno calore e guarda con occhio amichevole il re di Danimarca e non cercare più con le palpebre abbassate il tuo nobile padre nella polvere. Ma che la farà così? Così come, Zotica? Come una vecchia checca fumata. Va bene, smettetela tutti e due. Luigi, lascia che sia a fare le interruzioni, ok? Senti, Tommy, in generale va tutto bene. Intanto sono un tantino preoccupato per la voce. È quello che fanno tutte le signore, tesoro. Non cantano e non parlano così come nella vita normale. Fanno la voce roca da fumatrici. Fanno il trillo tragico. Rompono la voce a metà battuta con un singulto. Cantano. Io non esagero, io faccio così. Sì, e qualche volta funziona e qualche volta danno a Shakespeare una cattiva fama. Guarda, tecnicamente sei geniale. Tanto non sembri un essere umano, sembri Un travestito con le emorroidi. Non è questo quello che volevo dire. Senti, Tori, cerca di farla in modo un po' più naturale, Ma è quello che vedo quando vado al teatro classico. Io pensavo che si facesse così. Di farla più naturale vedrai che sarai bravissimo. Va bene, ok, ci lavorerò riprendiamo. sopra. Senti, Tony, ti volevo avvertire di una cosa che mi hanno detto. Bisogna che tu stia attento a non sbagliare la prima battuta di Gertrude. Pare che succeda molto spesso che invece di dire mio buon Amleto spogliati del tuo notturno colore, tu finisci per dire mio buon Amleto spogliati del tuo notturno calore. Magari a te non succede. Porto un caffè. Nessuno vuole un caffè? Sì, facciamo una cosa